Contratto di governo, i gazebo della Lega nelle piazze della Marca, la prima giornata promuove l'accordo con il Movimento 5 Stelle, solo a Treviso città 300 sì, domani si replica. Terribile schianto la scorsa notte a Preganziol, 4 feriti, tra questi anche una piccola di appena 9 mesi, terraglio bloccato. E poche ore dopo a Tezze sul Brenta un 27enne di Riese Piedecimo è rimasto ferito in un altro terribile incidente contro una fontana. Anche un 88enne di Vedelago tra le vittime di un truffatore seriale arrestato dai carabinieri nel Bassanese, metteva in pratica il raggiro del finto avvocato per razziare denaro e gioielli. Non andranno alle urne il 10 giugno, ma hanno disegnato le loro esigenze per il futuro nuovo sindaco. Sono i piccoli trevigiani di Materne ed Elementari. Sport basket, la De Longhi è sempre più lanciata nei playoff di A2, battuta a Ferrara anche in gara 3, Treviso vola in semifinale ad attenderla, una fra Trieste e Montegranaro. Continua il nostro viaggio tra gli oggetti della Grande Guerra. A Monastero una lanterna usata nelle trincee, trasformatasi nel tempo in uno strumento per rischiarare le notti di una famiglia contadina. Telespettatori di Antena 3, buonasera, buonasera e ben trovati all'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. E in primo piano la politica, o meglio il cosiddetto contratto di governo Lega Movimento 5 Stelle, che è stato raggiunto dai leader Salvini e Di Maio, è stato sottoposto a una prima consultazione ieri, come sappiamo, nella piattaforma Rousseau del Movimento 5 Stelle. Oggi è stato il giorno dei gazebo della Lega, aperti peraltro a tutti, non solo quindi agli elettori della Lega. E domani si replica, e la prima connotazione però è quella di un sì molto forte nella Marca trevigiana. Allora vediamo come è andata. Lega e Movimento 5 Stelle, la consultazione per dare a Salvini e Di Maio il via libera alla firma del contratto di governo entra di prepotenza nei gazebo già previsti per la campagna elettorale delle amministrative. Se i grillini hanno votato online attraverso la piattaforma Rousseau, anche nella Marca iscritti e simpatizzanti del Carroccio si fermano a confermare la fiducia al loro leader e ai punti inseriti nell'accordo con gli inediti alleati di governo. C'è addirittura chi si fa immortalare mentre traccia la storica crocetta sul sì. Siamo arrivati circa 300 firme raccolte, abbiamo 5 gazebo distribuiti sul territorio del comune di Treviso e domani usciamo anche domani, ma il risultato sarà un ottimo risultato. Tanta gente ci crede a questo governo di cambiamento, speriamo che ci permettano di farlo. Tendenza confermata da Piove di Sacco dal segretario nazionale Gian Antonio D'Arè, che parla di un 96% di sì contro un 3-4% di no. La piena fiducia nel segretario Salvini riesce a compensare la diffidenza espressa da più di uno verso Di Maio. Oggi c'è stata una grande presenza del territorio e soprattutto la gente ha voluto informarsi sui punti principali, soprattutto l'eliminazione della legge Fornero. Questa è stata la richiesta della gente che è passata appunto oggi ai gazebo. Chi è il gazebo non ci è andato proprio è l'eretico Beppi Covre. Avrei di certo votato no, fa sapere critico verso il contratto e verso i due leader, due giovanotti con ambizioni smisurate, li definisce concludendo: credetemi, rimpiangeremo Gentiloni. Dalla Lega ai 5 Stelle anche la Marca si è espressa online. Possiamo dire che gran parte dei temi che erano nel programma sono rimasti in questo contratto, che sottolineiamo è un contratto, non un'alleanza, per il bene del Paese. Ci sono state decine di migliaia di persone che hanno votato e che quindi hanno potuto dire la loro. Ai gazebo i cittadini si informano in particolare sul reddito di cittadinanza. Essendo il problema del lavoro un problema purtroppo molto forte anche dalle nostre parti, devo dire che questo è un tema che si ripropone spesso nelle richieste delle persone. Torneremo a parlare di politica con la giornata di campagna elettorale nel capoluogo della Marca. Adesso però apriamo la pagina della cronaca con due gravi incidenti avvenuti nella notte. Il primo in ordine di tempo a Preganziol lungo il Terraglio. Tra i 4 feriti di questo terribile scontro frontale anche una bimba di appena 9 mesi. Terraglio, poco dopo la mezzanotte a Preganziol. Il terribile schianto va in scena in pochi attimi. 2 auto si scontrano ad alta velocità, frontalmente. Causa e dinamica ancora al vaglio delle forze dell'ordine. L'unica certezza è che nel groviglio di Lamiere ci sono 4 persone ferite, tra queste una bimba di appena 9 mesi. Il boato capita a pochi passi da un ristorante. L'allarme degli avventori scioccati è immediato a SUEM e Vigili del Fuoco che giungono sul posto per i soccorsi.
I 3 adulti sono feriti seriamente, la piccola meno, ma tutti devono essere portati d'urgenza in ospedale dopo essere stati liberati dai pompieri. Le loro condizioni sono stabili, il traffico del venerdì notte sul Terraglio, ancora molto sostenuto, subisce forti rallentamenti, almeno fino a quando i vigili del fuoco non riescono a liberare la carreggiata dai mezzi coinvolti. Danni evidenti alle auto, è un miracolo che non ci siano state delle vittime. Un altro miracolo che non ci sia stata una vittima a Tezze sul Brenta nel Vicentino, dove qualche ora dopo l'incidente di Preganziolo, un 27enne di Riese Pio X si è ribaltato con la sua auto finendo anche contro una fontana. Perde il controllo del mezzo e centra la rotatoria, ferito un 27enne di Riese Pio X, il sinistro la scorsa notte poco dopo le 2 a Stroppari di Tezze sul Brenta. L'uomo era al volante di una Fiat Punto quando, per cause ancora al vaglio dei carabinieri intervenuti per i rilievi, è sbandato, ha preso in pieno la rotatoria abbattendo la fontana di abbellimento per poi finire ruote all'aria. Grave ma non in pericolo di vita, il conducente, rimasto incastrato dentro l'auto, è stato estratto dall'abitacolo dai pompieri, è stato trasportato dall'ambulanza del 118 al San Bassiano. I vigili del fuoco hanno lavorato per oltre un'ora per mettere in sicurezza il sito. E c'è anche una 88enne di Vedelago tra le vittime di un truffatore seriale che è stato bloccato dai carabinieri sempre nel Vicentino, un truffatore che si fingeva avvocato per farsi consegnare denaro e gioielli. Signora, suo figlio ha avuto un incidente, arriverà un avvocato e lei dovrà consegnare dei soldi per evitare il suo arresto. Si presentavano così alle povere ignare vittime i truffatori che inizio anno hanno colpito almeno 3 volte. Telefonate e poi ecco il sedicente avvocato Maurizio Savarese, 44 anni, napoletano. I carabinieri di Romano De Zelino, il nucleo operativo della compagnia di Bassano, lo ritengono responsabile di almeno 3 truffe, 2 colpi in serie, il primo il 10 gennaio, il secondo l'11, il terzo a fine febbraio a Cassola. Il 10 gennaio, quando un'anziana di Vedelago, 88 anni, il truffatore, non contento dei 500 euro consegnati, sfila con le proprie mani le 2 fedi d'oro dal dito. Il giorno seguente, Rossano Veneto, le vittime sono marito e moglie, il bottino ingente, 3.000 euro in contanti, 20.000 tra anelli e preziosi. Il 22 febbraio a Cassola un'anziana di 83 anni, mezz'ora dopo che Savarese si è allontanato, chiama i carabinieri che lo rintracciano e arrestano alla stazione ferroviaria. Adesso la svolta con l'attribuzione degli altri 2 colpi e per ora la parola fine a una preoccupante serie di truffe. È una tecnica che sicuramente ha già un bel precedente, abbiamo comunque riscontrato di averla sicuramente arginata grazie a questa attività di indagine. Il napoletano si trova adesso agli arresti domiciliari con l'obbligo di indossare il braccialetto elettronico con l'accusa di truffa aggravata. Agli anziani un appello. L'appello è quello di mantenere un atteggiamento di assoluta precauzione, di contattare i numeri di emergenza quando si viene assolutamente sollecitati a qualunque titolo, sia telefonicamente che alla porta di casa. Buona precauzione, non aprire a chi non si conosce. Parole che sono sempre da tenere ovviamente a mente. Abbiamo aperto con il caso del contratto Lega 5 Stelle, contratto di governo e gazebo. Torniamo adesso alla campagna elettorale però per le comunali di Treviso. È stato un sabato intenso per i vari candidati. Allora partiamo dal tour nei quartieri dell'uscente Giovanni Manildo, candidato per il centro-sinistra. 60 anni di matrimonio. Che bello! Giovanni Manildo in tour in Risciò, nei quartieri Santabona, Fiera, Monigo per incontrare i cittadini e consegnare loro il programma del secondo tempo che la sua coalizione punta a disputare. Noi abbiamo già iniziato in bicicletta il nostro giro dei quartieri, crediamo molto nella ciclabilità di Treviso, crediamo molto che il futuro di Treviso sia nei collegamenti con la bicicletta e anche nelle nostre scelte lo abbiamo dimostrato. E oggi stiamo girando tutta la città, i quartieri dal centro ai quartieri Santabona, Fiera, Monigo, per portare il nostro programma, incontrare le persone, raccontare la nostra voglia di continuare nel cambiamento di Treviso, avere una città sempre migliore. Tour che proseguirà anche nei prossimi giorni, coniugando partecipazione e mobilità sostenibile. Noi siamo convinti che Treviso sia tutta una città, Treviso è senza periferie, Treviso per fortuna
ha in ogni luogo delle cose bellissime. Noi abbiamo dimostrato una grande attenzione ai quartieri con progettualità e riuscendo a trovare molte risorse, infatti molti lavori stanno partendo, penso a Santabona che è partito il lavoro della messa in sicurezza, il lavoro dell'illuminazione che porterà la luce in tutti i quartieri. Sicuramente c'è questa nostra grande attenzione per tutti i luoghi della città, quindi centro e quartieri insieme. Complice la bella giornata però in bici c'era più d'uno e a Santabona i componenti della lista guidata da Enrico Renosto hanno incrociato Manildo e i suoi. Bentrovati, grazie. Grazie. A buon rendere. Certo che sì, non scotta. No. Non si sa mai che li convinca in estremis. Non si sa mai. Bisogna sempre partire dalla parte più difficile, è troppo facile con quelli che sono già convinti. Nella vita non si sa mai. Allora andiamo proprio a vedere come è andata la presentazione della lista di Enrico Renosto, cognome storico della DC trevigiana. Non a caso oggi i candidati erano tutti in un biancofiore scudo crociato. Renosto che sostiene la candidatura del centrodestra di Mario Conte. Partiamo qui da questo capitello che testimonia anche come simbolo le nostre origini, le nostre tradizioni cristiane. Siamo al confine del comune di Treviso ed arriviamo verso il centro storico a significare i quartieri appunto che si portano verso il centro storico. Occhio! Altro giro, oltre a quello del sindaco Manildo in bici, altra corsa per Casugana per il veterano Enrico Renosto. Il tutto rispolverando il simbolo della democrazia cristiana, forse nel tentativo di richiamarsi ai Chiereghina, ai Martoni, ai Mazzarolli, solo per citare alcuni sindaci trevigiani del quarantennio scudo crociato. Ma i tempi sono decisamente cambiati se i due cognomi, Renosto e Manildo, a quel tempo uniti sotto la stessa bandiera biancofiore, oggi combattano, politicamente parlando sia ben chiaro, su opposte trincee. Quella a sinistra per l'attuale sindaco da Santa Maria del Rovere e quella a destra per l'ex poliziotto di Via Ronchese. Ma tant'è, così oggi accomunati dalla bicicletta gli opposti si sono incrociati sotto lo stesso slogan. Bisogna pedalare per arrivare alla meta, in vetta, e raggiungere i nostri obiettivi che sono 3 fondamentalmente. Per il momento la vetta è stata la loggia dei 300 con la presentazione dei volti della lista ma soprattutto il programma elettorale che poi è quello della Lega del candidato sindaco Mario Conte. Una coalizione seppur numerosa che è nata dalla condivisione dei progetti, del programma e della visione di città, quindi primo impegno mantenuto con i cittadini, centrodestra completamente unito. E in questa unione Renosto e la sua lista hanno messo un punto fermo sul programma. Noi vogliamo che ci sia un bilancio per ogni quartiere, che le tasse che vengono pagate nei quartieri vengano reinvestite nei quartieri stessi. Oggi la presentazione anche della lista di coalizione civica per Treviso che, come sappiamo, lancia come candidato sindaco Said Caibi. È il sindaco che rompe con la sinistra, perché è un sindaco democristiano, perché è un sindaco che non ha capito niente, nel senso che presentarsi alle elezioni con lo schieramento completo che lo aveva eletto la prima volta era un segno di maturità. Colpisce la critica feroce al sindaco Giovanni Manildo e colpisce ancora di più visto che arriva da un volto della storia rossa a Treviso e comunque dalla stessa parte politica del sindaco che guarda alla sinistra trevigiana. Molto meno rispetto al 2013, considerando che Coalizione Civica, la sinistra per Treviso, 5 anni fa ha contribuito ad assegnare al Partito Democratico l'inquilino di Casugana. Ma i tempi cambiano, così Said Caibi e compagni, nel senso letterale del termine, hanno presentato la propria lista distinta e distante da quelle civiche e del PD che sostengono Giovanni Manildo. La presentazione non a caso nel quartiere più popolare della città, in quel San Liberale dove la scuola ha nelle classi il 100% di figli di immigrati. Questa è proprio la dimostrazione di che cosa sia l'integrazione. Anziché avere paura, questo quartiere sta invece aiutando questa scuola a diventare una scuola internazionale. Temi simili alle liste che sostengono il sindaco Manildo, accanto ad altri che profondamente divergono, come per il centro città. Le faccio un esempio banale, noi non vogliamo il centro storico dei ricchi e dei VIP e purtroppo
in questi anni è stato riqualificato, ma solo per i ricchi. Noi invece vogliamo portare anche le persone normali a vivere in centro storico. Soggetto giovane, con candidato sindaco giovane, Said Shaibi è consapevole di non essere favorito per Casugana, ma sa che in caso di doppio turno i suoi voti conteranno. Ecco perché sin d'ora spiega bene quali saranno gli orientamenti della lista in caso di ballottaggio. È fare un accordo di natura politica per il bene della città. Ovviamente con alcune forze non c'è nessuna possibilità di dialogo, con altre forze invece, se il discorso è pubblico, è trasparente, gli obiettivi sono chiari e i tempi sono chiari e naturalmente un apparentamento puro, noi siamo disponibili a discutere. Come dire, il sindaco Manildo è avvisato. Ieri sera, intanto, a 20:10 era ospite un altro dei candidati sindaco di Treviso, ovvero Carla Condurso, candidato del Popolo della Famiglia, che ha parlato proprio della famiglia, di un assessorato alla famiglia, ma anche di una social card, una carta prepagata per le neomamme. Sentiamo allora le sue parole. Uno dei primi punti che ci contraddistingue è quello di creare un assessorato specifico per la famiglia. Un'amministrazione pubblica deve tenerne conto, quindi deve strutturarsi in maniera tale da presentare un possibile aiuto alla cittadinanza. Questo assessorato comprenderà quindi la possibilità di aiutare le famiglie, soprattutto quelle che presentano qualche ferita, qualche difficoltà pratica. Pensiamo alle famiglie con disabili, pensiamo alle famiglie al di sotto di un reddito minimo. Sicuramente uno dei punti dove noi punteremo e cercheremo di avere la massima attenzione è quello di incentivare la famiglia per aiutare le natalità delle famiglie trevigiane in particolare. Per le neomamme pensiamo di poter istituire una tessera prepagata del comune. Ipotizziamo 400 euro al mese. Sono tanti, Sono tanti, ma presumibilmente il comune riesce a sostenere questa spesa annua dai nostri calcoli, che dal momento in cui la donna concepisce al primo anno di età potrebbe avere per il primo anno una serie di servizi agevolati dal comune grazie a questa tessera prepagata e una serie di acquisti fatti in negozi convenzionati naturalmente con il comune ad un prezzo ovviamente calmierato. Di sociale ha parlato anche Maristella Caldato, candidata sindaca di Treviso Unica Tu. Aiuta le famiglie in difficoltà ma anche aiuti e risorse per l'assistenza domiciliare. Sentiamo alcuni punti del programma. Noi proponiamo un aumento delle risorse a sostegno delle famiglie in difficoltà di almeno il 50%, perché a fronte di uno stanziamento di 400.000 euro noi ne proponiamo circa 600.000 perché abbiamo un avanzo di amministrazione di oltre 17 milioni di euro. Altro tema che riguarda il sociale è l'assistenza domiciliare. È inconcepibile che una città di 83.000 abitanti che ha popolazione ultra 65enne che necessita di assistenza domiciliare ci sia stato un taglio cospicuo delle risorse finanziarie destinate all'assistenza domiciliare, perché siamo passati da 1.300.000 a 1 milione. Noi quindi proponiamo almeno 1,5 milioni di euro da destinare all'assistenza domiciliare, perché riteniamo che sia un servizio che va destinato a tutta la popolazione, anche se francamente io devo dire per esperienza diretta mia personale, il servizio che offre ISRA e che in precedenza è stato svolto dalle cooperative è semplicemente egregio. Qui parliamo di amministrazione comunale, di mancanza di risorse e di taglio ai servizi non dipendenti né da cooperativa né da ISRA. Loro non voteranno alle urne il 10 di giugno perché sono bambini delle scuole materne e delle elementari, però hanno espresso le loro esigenze attraverso dei disegni. Vediamo. È interessante secondo noi coinvolgere i bambini sul loro quartiere, sul loro territorio e sensibilizzarli su ciò che li circonda. Quando l'educazione civica si coniuga con la creatività. E l'esempio concreto è questa mostra che per il 5° anno si rinnova tra le volte del chiostro nella sede dell'Archivio di Stato a Treviso.
Pannelli dove i bambini delle elementari trevigiane hanno descritto il loro territorio, che vuol dire la scuola, il campo giochi, il quartiere in genere, una descrizione tecnologica come si conviene in quest'epoca di nativi digitali. Così se i pannelli si guardano con il telefonino le immagini fisse si animano. Certo cambia, anzi diventa sempre più affascinante il mezzo, ma le richieste quelle rimangono sempre le stesse. Questa edizione più che mai pressanti verso il prossimo inquilino a Cassugana. I bambini danno degli spunti molto interessanti anche su cose di cui noi non ci accorgiamo ogni giorno e permettono agli amministratori di capire problemi grandi o piccoli del territorio. Suggerimenti ce ne sono stati tanti, a partire ad esempio da installare della cartellonistica, chiedere degli interventi per le scuole. Alcune scuole non hanno neanche fatto suggerimenti, si sono concentrati sulla storia, perché uno dei due temi era c'era una volta la mia città, ad esempio riscoprendo luoghi storici del proprio quartiere. Perché se i giovani non scoprono il loro passato non possono progettare il futuro, ricordava Indro Montanelli. Ecco perché la conoscenza porta sin da piccoli alla consapevolezza. Ma allora qual è il messaggio dei più piccoli alla prossima amministrazione? Di ricordarsi che ci sono anche i bambini, ci sono anche cose che possono sfuggire agli adulti, ma che sono molto importanti per la vita quotidiana. Anche se non votano? Anche se non votano, i bambini sono i futuri abitanti della nostra città. Adesso una brevissima pausa pubblicitaria. Rieccoci in studio, telegiornali di Treviso, rimaniamo in città, giornata di sensibilizzazione oggi sul corretto comportamento che devono tenere i proprietari dei cani, 120 gli animali controllati. Al mio fianco ho le guardie zoofile che insieme al comando delle polizie locali e associato alla sicurezza quest'oggi promuovono una giornata di sensibilizzazione per informare i cittadini possessori di cani sulle regole che devono essere osservate. 4 squadre composte da guardie zoofile dell'OIPA e polizia locale al lavoro in centro per educare a un corretto comportamento i proprietari dei cani. 4 zampe che il sabato mattina affollano Calmaggiore e Piazza dei Signori, iniziativa di Cassugana per una civile convivenza tra padroni degli animali, residenti e negozianti. Noi crediamo e vogliamo che Treviso sia una città amica degli animali. Siamo lontani fortunatamente da quella ordinanza di Gentilini, bocciata poi dal TAR peraltro, che impediva agli amici a 4 zampe di venire in centro storico. Oggi le guardie zoofile hanno questo compito di informare e di sensibilizzare. Non multare quindi, almeno in questa giornata dedicata all'educazione. Prima verifica, quella del microchip obbligatorio. 200 i cani controllati, solo uno fuori regola. Al proprietario è stata data una settimana di tempo per iscriverlo all'anagrafe canina. La presenza del microchip è un modo per controllare il fenomeno del randagismo e laddove dovesse scappare un cagnolino e viene ritrovato, attraverso la lettura è possibile rintracciare tranquillamente il proprietario. Il secondo controllo chiediamo se sono muniti di kit per raccogliere le deiezioni. Qualora noi dovessimo trovare delle persone che non raccolgono, quindi non sono civili, non tengono il territorio pulito, noi sanzioniamo con una sanzione di 57 euro. Meglio quindi dotarsi di tutto il necessario per raccogliere i bisogni del proprio cane, facendo felice anche chi in città vuole passeggiare guardando le vetrine e non dove mette i piedi. Giornata all'aperto per gli ospiti della casa di riposo Menegazzi, alle prese con giochi e gare sportive. Vediamo com'è andata. Alla casa di riposo Menegazzi di San Giuseppe la 3 giorni delle Olimpiadi della terza età. Anziani impegnati in giochi e competizioni, a fine mattinata il pranzo in giardino preparato dagli alpini. Da 20 anni quasi che veniamo qua, noi siamo lieti di essere presenti e se c'è bisogno noi siamo sempre presenti. Che è una giornata bellissima, ci divertiamo molto e anche per fortuna il tempo è stato bello e ci ha accompagnato. Sono tutte brave queste signore
e ci troviamo bene tutti in compagnia. Ho vinto anche una medaglia, vedi, d'argento, non di oro, ma sempre qualcosa. Io sono come De Coubertin, l'importante è partecipare. Nonna Noemi partecipa alla staffetta alla bella età di 100 anni. Bella, una bella festa. Il nostro Padre Eterno ci aiuta anche con questo sole meraviglioso e credo davvero siano pillole di gioia, di serenità, sono pillole davvero che fanno bene ai nostri anziani. Ci sentiamo non più vecchie come gli anni che abbiamo, siamo ringiovanite. Vuole vincere? Io? Chi è che vuol perdere? Io vorrei prendere la terza medaglia che sarebbe d'oro, perché una l'ho d'argento, una l'ho di bronzo, vorrei prendere una d'oro, ecco. E ringrazio tutti perché è stata una cosa proprio che ci ha ringiovanito, lo ripeto. Combattive, competitive queste nonne e questi nonni, competitive ovviamente anche come gli sportivi che formano la squadra della De Longhi Basket, la Treviso Basket, che ieri ha sconfitto a Ferrara l'avversaria del secondo turno dei playoff, 79-74, dopo che in gara 2 si era portata sul 2-0 e le immagini si riferiscono proprio a gara 2. Ebbene 3-0 e dunque la De Longhi che approda in semifinale, sempre più lanciata in questa corsa di playoff a 2, dove il sogno è quello ovviamente della promozione, e adesso la De Longhi che attende la vincente tra Trieste e Montegranaro. E adesso il nostro viaggio del sabato, come sempre negli oggetti legati alla memoria della Grande Guerra. La storia di questa sera che ci racconta Lucio Zanato ci porta nelle trincee italiane dopo Caporetto, ma anche tra gli archi di un sottoportico illuminato nelle sere d'estate. Vediamo. Veniva chiusa, praticamente veniva aperta, è presa per qui, veniva aperta. È la seconda lanterna che raccontiamo in questo itinerario tra gli oggetti della Grande Guerra diventati di casa, perché più che l'utilizzo bellico di questo oggetto affascina il suo riciclo, che l'ha portata integra a noi, meglio al signor Angelo Brisotto di San Pietro Novello. Ma andiamo con ordine, spiegando per cosa era stata inventata. Questa funzionava soprattutto il cambio di guardia in trincea. Veniva inserito questa nella parte retro sul fucile, la canna del fucile. Il capoposto era davanti, normalmente era un caporale maggiore, dietro in fila indiana c'erano tutti i soldati che davano il cambio. Questa è una lanterna che faceva poco chiaro, apposta per non farsi notare dal nemico. E soprattutto era pieghevole, era diciamo così, a suffietto, diciamo. Facile immaginare il cambio delle vedette accompagnato dalla luce fioca per non farsi individuare dai cecchini austriaci. Particolare la progettazione che permetteva di occupare poco spazio quando non serviva. Certo, la struttura solo in parte metallica rispetto all'ottone tedesco fa capire perché il nostro esercito sia stato chiamato anche di legno, ma quello che colpisce è il dopoguerra e il suo riutilizzo. Questa è a 100 anni, insomma. Non so che trasparenza di tela che avesse. E questa qua dove siete a forza? Questa qua la trovavo a mercatino. Era tra le bancarelle descritta come lanterna contadina, recuperata tra gli archi dove un tempo si ammassava il fieno. Così per decenni e nel corso di un'altra guerra ha illuminato il lavoro dei campi e negli ultimi anni le chiacchiere tra amici nei salotti d'estate. Poi pare i giovani eredi hanno rammodernato tutto e la vecchia lanterna ha rischiato il viaggio in discarica, se non fosse arrivato quello che un tempo era il Robivecchi, che l'ha nuovamente riciclata. E in fondo sta tutta qui la morale di questo oggetto di morte che ha illuminato la vita. Io ringrazio sempre gli anziani che arrivai prima di me, insomma gli ha messo via qualcosa, perché se tutti buttiamo via tutto, cioè adesso qua non è necessario raccontare la storia. Insomma. Continuate allora a segnalarci gli oggetti della Grande Guerra, un luogo, un oggetto, una storia. Lo potete fare come sempre con un sms o un WhatsApp al 340 321 8728 oppure alla mail a treviso@antena3.it. Noi verremo a raccontare il vostro oggetto. Siamo in chiusura. Vi ricordo però, questa sera 21:15, prima serata ad Antenna 3, ritorniamo a gustare le emozioni della giornata conclusiva della Giornata Nazionale delle Penne Nere degli Alpini a Trento con la grande sfilata. E allora questa sera 21:15 la terza parte della sfilata del Triveneto che vi stiamo raccontando proprio in questi giorni, appunto con le sezioni del Triveneto. 21:15, nuovo appuntamento con gli alpini.
E adesso vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito e arrivederci. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi. Eleganza e comodità, perché camminare è vivere. Ben ritrovati al meteo. Prevale il bel tempo sul Triveneto, tuttavia non si esclude la possibilità di qualche fenomeno. Vediamo dove nel dettaglio. Sul Veneto sarà una splendida giornata di sole ovunque, con il cielo che si presenterà sereno o al massimo con qualche velatura. Durante le ore pomeridiane sarà possibile qualche isolato acquazzone sul Bellunese. Temperature minime tra 12 e 16 gradi, valori massimi compresi invece tra 22 e 27 gradi. Non cambia di molto la previsione sul Friuli Venezia Giulia, anche qui infatti sarà ampiamente soleggiato su tutti i settori nella prima parte della giornata. Nel pomeriggio invece qualche temporale potrà verificarsi sui rilievi in genere. Temperature minime tra 14 e 15 gradi, valori massimi oscillanti tra 25 e 27 gradi circa. Non sarà così sul Trentino Alto Adige, il cielo infatti si presenterà irregolarmente nuvoloso un po' su tutti i settori e si prevedono anche occasionali piovaschi sparsi possibili un po' su tutto il territorio regionale. Migliorerà entro la nottata. Temperature minime tra 12 e 13 gradi, valori massimi compresi tra 22 e 23 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi. Eleganza e comodità, perché camminare è vivere.